Danilo! C'è. Siamo in onda. Ci siamo. Dal 25 aprile al 1 maggio ospiteremo oltre 1300 tra atleti, dirigenti, tecnici, appassionati e addetti ai lavori. 73 rappresentative per 4 trofei. 127 partite in 15 palazzetti di 12 città, delle 4 province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. 88 dirette streaming e tutte le sfide ad eliminazione diretta e trasmesse su Futsal TV, la piattaforma della divisione calcio a 5, con la ciliegina finale della Under 19 in diretta su Sky Sport. Il 60° torneo delle regioni di calcio a 5 sbarca in Calabria per la prima volta nella storia. Raddoppiamo dopo il calcio a 11 nel 2016. Noi siamo pronti, aiutiamo i nostri ragazzi, figli di questa terra, a scrivere la storia. Forza ragazzi, forza ragazze, forza Calabria. Benvenuti dal Pala Attinà di Motta San Giovanni Lazzaro per la prima gara della squadra femminile, dove la Calabria affronterà le Parietà di Trento. Andiamo a leggere subito le formazioni che stanno per scendere in campo, mentre le squadre, come vedete, sono schierate per il classico saluto di rito. Iniziamo dal Trento, che schiera con il numero 1 Franceschetti, con il numero 2 Anselmo, con il numero 3 Kerchi, con il numero 4 Chistè, con il numero 5 Forkel, con il numero 6 Ertlein, con il numero 7 Insinna, con il numero 8 Libardoni, con il numero 9 Sontacchi, con il numero 10 Verbeke, con il numero 11 Zambotti, con il numero 12 Felline. Allenatore Emiliano Piazza. Per quanto riguarda noi, le nostre ragazze, la Calabria di mister Leonardo Zema si schiera con il numero 1 Dragan, il numero 2 Andreacchio, numero 3 Dominici, numero 4 Alessi, numero 5 Bianco, numero 6 Talarico, numero 7 Cambareri, numero 8 Pullano, numero 9 Leone, numero 10 Folino, numero 11 Macri, numero 12 Martino. Siamo praticamente pronti. Sono i signori Vito Mazzara e Davide Falcone della sezione di Reggio Calabria, al crono il signor Salvatore Giuseppe Tavella, anch'egli della sezione di Reggio Calabria. Ultime indicazioni per i due tecnici prima dell'avvio. È inutile negare che è molto atteso questo torneo, prima volta nella storia che ospitiamo questa manifestazione come Calabria. È stato lungo il percorso di avvicinamento delle nostre selezioni. Questa mattina nei 2 triangolari hanno riposato le selezioni di Under 15 e Under 17. Quindi esordiamo, la Calabria esordisce con la formazione femminile, che la vede appunto opposta al Comitato Provinciale Autonomo di Trento. E noi iniziamo con Dragan tra i pali, Capitan Lucia Bianco, Dominici, Folino e Macri. È tutto pronto al Pala Attinà di Lazzaro. Ovviamente i classici 2 tempi da 20 minuti effettivi. E si parte. E subito primo possesso per la Calabria. Lucia Bianco ed Alessia Macri ad impostare. C'è subito il pressing di Trento. Dominici, la palla ancora dietro per Lucia Bianco, viene intercettata da Libardoni, ma è Lucia Bianco ancora, il nostro capitano, bravissima ad intercettare. Quindi rimessa laterale per Trento con Libardoni.
La palla per Zambotti, ancora per Libardoni e la palla si spegne sul fondo. Io coinvolgerei subito Antonella Casile, il centro tecnico federale di Reggio. Allora Antonella, torneo delle regioni qui in Calabria, esordio della rappresentativa femminile, un movimento che in Calabria è in forte crescita. Le nostre ragazze lo scorso anno hanno perso in semifinale contro il Veneto, mentre Dominici il tiro e il palo. Ludovica Dominici, nemmeno 50 secondi e ci facciamo subito vedere dalle parti di Franceschetti. E il palo di Ludovica Dominici, dicevamo Antonella, è un movimento in grande crescita e questo inizio lo sta testimoniando. Sì, un movimento in forte crescita, speriamo bene per tutte le selezioni, a partire da oggi. Speriamo bene per le ragazze perché vedo che sono partite abbastanza forti. Allora torniamo in cronaca con Folino che difende la palla, spalle alla porta, appoggia dietro per Capitan Bianco. Bianco, il filtrante per Dominici, la sponda di Dominici per Macri, viene contratto il suo tiro e Alessia Macri, bravissima, guadagna una rimessa laterale in fase offensiva. La stessa Alessia Macri della Palmese alla battuta, palla per Folino, il tiro di Folino deviato da Cherchi, ma la coppia arbitrale non vede il tocco e si riparte da una rimessa dal fondo con Sontacchi che si era presentata davanti a Dragan, ma è stata vigile il nostro estremo difensore, che imparerete a conoscere nel corso della manifestazione anche per le sue doti offensive oltre che tra i pali. (18:06) da giocare sul cronometro, ancora possesso Calabria con Alessia Macri all'impostazione. La palla in banda per Lucia Bianco, ancora il servizio per Alessia Macri. La palla per Folino, ancora Folino per Macri, Macri apre sulla destra, Dominici non va, palla fuori. Ci ha provato di nuovo Ludovica Dominici, ma la palla si spegne fuori. Poi Franceschetti subito rilancia per Libardoni, ma siamo attenti dietro con la solita puntualità di Capitan Bianco. E la stessa Libardoni si incarica di battere questa rimessa laterale. Palla dietro per Zambotti, ancora Zambotti, il numero 11 di Trento all'impostazione, sbaglia il servizio per Cherchi. La palla per Folino, Katia Folino! Katia Folino! E siamo in vantaggio, 17:28 sul cronometro. La sblocchiamo con Katia Folino. Antonella, gran gol, nemmeno 3 minuti. Bellissima azione, un ottimo movimento di Macri che ha dato palla alla compagna, è riuscita a spallare la porta a effettuare un'ottima conclusione. E siamo in vantaggio con il gol di Katia Folino a 17 minuti e 28. Partiamo subito bene, il nostro torneo delle regioni parte subito nel migliore dei modi. 1-0 per la Calabria nei confronti di Trento, mentre lo stesso Trento batte una rimessa laterale adesso proprio sulla metà campo, ma è Macri che recupera la palla, la appoggia su Dominici e c'è il tocco di mano di Libardoni e quindi fallo ai danni di Trento, quindi batteremo un calcio di punizione dalla 3/4, diciamo. Chiaro il tocco di mano di Libardoni e quindi calcio di punizione per noi, per la Calabria. Alessia Macri su tutti i piazzati della formazione di Mister Zema, che ricordiamolo è subentrato ad un mese dall'inizio del torneo delle regioni a Gianluigi Mardente, impegnato con la squadra di club l'Irpinia femminile nel campionato nazionale, quindi Mister Zema ne ha raccolto l'eredità dopo aver vinto il campionato di Serie C femminile calabrese, la Coppa Italia e poi aver partecipato alla Final Four nazionale con la Palmese proprio sabato scorso, perdendo con la FB5 Team Rom in semifinale. Una ottima esperienza alla Palmese per la prima volta nella storia affiliata
nel femminile ad un campionato FIGC. Parte Alessia Macri dalla distanza, il suo tiro direttamente in porta, ma è lì Bardoni che fa buona guardia e respinge. Ripartiamo con Macri, Dominici lo scarico per la stessa Macri. Macri per Dominici, si intendono bene le due compagne della Palmese, anche perché, come sapete, sono 5 le giocatrici della Palmese convocate da mister Zema e prima ancora da mister Mardente. Quindi zoccolo duro formato dalla Palmese che, ricordiamolo ancora una volta, è stata promossa in Serie B. Adesso Macri, la grande parata di Franceschetti con il piede, ancora Macri per Dominici e viene contratto il suo tiro da Forkel. Una Calabria propositiva in questi primi 3 minuti e 28 secondi. Lucia Bianco si incarica della battuta, palla dietro per Folino in buca per Dominici, ma la sfera termina larga. Non preciso il servizio, ma comunque positive finora sia nell'atteggiamento che nella prova le nostre ragazze. Adesso è Trento che prova ad uscire dalla sua fase difensiva e non ci riesce. Macri, la botta da fuori ancora di Alessia Macri e ancora di piede Franceschetti a dire di no. Le nostre ragazze stanno cercando di indirizzare subito la gara. Il gol di Katia Folino e adesso Dominici, il gol del bomber Dominici. 16:11 da giocare, 2-0 per la Calabria. Dominici, Antonella, raddoppiamo subito, stiamo giocando benissimo, le ragazze Benissimo, veramente un ottimo schema su fallo laterale dove la palla ha liberato la compagna, bravissima Dominici a concludere per il 2-0. e siamo avanti già di 2 reti dopo poco più di 4 minuti nei confronti di Trento nel quadrangolare del girone E. Adesso Lucia Bianco con il petto addomestica la sfera, la protegge, esce alla grande Lucia Bianco, la palla per Katia Folino spalla alla porta, poi si gira, punta l'avversaria, il servizio ancora per Lucia Bianco entra in area e viene fermata, ma recupera ancora Folino la palla, la porta in banda, la mette al centro, non c'era nessuno in area e Franceschetti, il capitano di Trento, fa buona guardia e fa ripartire le sue compagne che si riaffacciano fino avanti con la conclusione, in questo momento con la conclusione di Insinna e Dragan, la prima parata di Dragan, il primo intervento del nostro estremo difensore a dire di no ad Insinna, che si era trovata tutta sola davanti all'estremo difensore della San Giovannese. Forkel, la palla per Insinna, intelligentemente recupera Macri serve Folino si invola, restituisce la palla a Macri, ma è Zambotti che spegne le velleità offensive della Calabria e Trento può ripartire con la stessa Forkel dalla rimessa laterale. Palattina di Lazzaro, ancora Zambotti, la palla per Ertlein, la deviazione di Dominici e si affaccia Trento in zona offensiva, mentre esce Folino ed esortisce in questo torneo delle regioni, se non abbiamo visto male dovrebbe essere Denise Alessi, ancora della Palmese, la stessa Alessi per Bianco per Macri la parallela per Alessi che subito si propone, poi lo scarico dietro ancora per Macri senza guardare per Bianco la solata, ma è attenta alla difesa di Trento schierata in questa occasione. Ottimo anche l'ingresso di Alessi, subito propositiva. Macri ad impostare, l'imbucata per Dominici, la palla per Bianco, la conclusione da fuori, facile per Franceschetti. In questo momento siamo con 3 su 5 della Palmese in campo, Alessi, Dominici e Macri. Poi attenzione al Trento che si avvicina dalle parti di Dragan senza riuscire a centrare il bersaglio, e Forkel. Non abbiamo la live. E Dragan che riprende le operazioni di gioco.
Bianco l'impostazione, Macri e Bianco scambiano ancora. Bianco la palla in banda per Dominici. Dominici di nuovo a Capitan Bianco. Bianco sulla sinistra per Macri. Macri per Dominici. Gioco fluido delle nostre ragazze, ma capisce tutto Zambotti. Intercetta la sfera e non affonda, e quindi torna dal suo capitano Franceschetti. Poi Ertlein scambia con Insinna. Di nuovo per Ertlein, la palla lunga. E Trento non riesce a scardinare la nostra difesa. Ripartiamo serenamente con Macri. Macri sbaglia il servizio per la neoentrata Cambareri, anche lei in forza alla Palmese, anche lei promossa in Serie B. Adesso Trento con Insinna, la sua conclusione deviata da Alessia Macri, e quindi calcio d'angolo per Trento quando mancano 13 minuti e 06 al termine della prima frazione di gioco. Ricordiamo il vantaggio di 2-0 per la Calabria, le reti di Folino 17-28, Dominici 16-11, i minuti delle reti calabresi. Trento si fa pericoloso, ma ci mette il piede sinistro Vittoria Dragan, e ancora angolo per Trento. Sempre con Forkel, lo scarico dietro per Zambotti, ma Ludovica Dominici intercetta la sfera e riparte 3 contro 2. Sbagliato il passaggio di Dominici, ma Trento si complica la vita. Dominici ancora, e poi riusciamo comunque a conquistare un calcio d'angolo. Dovrebbe essere Denise Alessi ad incaricarsi della battuta. La palla dietro per Macri, la suolata di Macri, il tiro, e ancora Franceschetti di piede. Ottima ancora l'intenzione e poi la conclusione di Alessia Macri. Grande partita del numero 11 rosarnese in forza alla Palmese. Ancora lei all'impostazione, palla per Alessi per Macri. Macri allunga la sfera per Dominici. Fermata Dominici dalla difesa trentina. Siamo sempre lì in fase offensiva, stiamo premendo. Ancora Macri, questa volta sbaglia tutto Alessia Macri. Molto larga la sua conclusione, molto distante dalla porta difesa da Franceschetti, che riprende le operazioni di gioco. Vediamo adesso nel Trento l'ingresso di Verbeke con il numero 10, ma anche di Chiste con il numero 4 adesso in possesso di palla, e anche del numero 2 Anselmo. Quindi il tecnico Piazza mischia le carte, perché ne ha cambiate 4 su 5. È entrata anche con il numero 9 Sontacchi, quindi quadruplo cambio per il Trento. Evidentemente il tecnico ha visto la squadra in difficoltà, d'altronde il risultato parla chiaro. 8 minuti di dominio della Calabria, concretizzato dalle reti di Katia Folino e Ludovica Dominici. Recupera la palla Cambareri, ma la trascina fuori, quindi restiamo nella metà campo offensiva, ma il possesso è di Trento, con Verbeke che apre per Anselmo. Anselmo tenta di imbucare, non ci riesce. Macri attentissima, poi il tiro ancora di Alessi e poi Dominici che non riesce a piazzare la zampata decisiva. Il rilancio di Franceschetti, caparbia Alessia Macri. Tante occasioni, tanti capovolgimenti di fronte, ma Trento non riesce ad impersonarci più di tanto. Adesso in questa circostanza attentissima Vittoria Dragan, che ha spento le velleità di Trento nella fase offensiva. Recupera palla Cambareri. Cambareri si appoggia ad Alessi per Macri. Macri alza la testa, scarica ancora sulla compagna, su Alessi dai e vai, per poi ricevere ancora in fase offensiva. Alessi per Dominici il tiro, ancora lei Dominici, e la parata questa volta ottima a mano aperta con la punta delle dita di Franceschetti, e sarà ancora angolo per noi. Sempre Alessi alla battuta. Alessi per Dominici, il tocco veloce e la palla che va fuori.
buono anche lo schema da calcio piazzato. Si capisce ovviamente l'affiatamento tra le ragazze. Come abbiamo detto, ci sono ben 5 ragazze che giocano assieme nella Palmese, ma dobbiamo ricordare anche le 3 dello Sporting Catanzaro Lido, Andreacchio, Bianco e Folino, le 2 della San Giovannese, Dragan e Talarico, le 2 dell'H Crotone, Pullano e Leone, che ancora non hanno fatto il loro esordio. E in questo momento mi smentisce proprio mister Zema, perché inserisce Sofia Andreacchio, una delle più giovani della compagnia, classe 2006. E c'è time out, ne approfittiamo anche noi per un minuto di stop. Predica calma mister Zema mentre rientriamo in commento, terminato il minuto, il time out chiamato dal tecnico Piazza di Trento. Mister Zema ne ha Macri sempre presente, molto attenta. Adesso è Franceschetti a rimettere la sfera in gioco. Chistè, lo scarico per Anselmo. Anselmo a contrasto con Andreacchio, che guadagna caparbiamente una rimessa laterale. La palla per Katia Folino. Alessi, ancora Folino. Scarica dietro per Macri. Macri, la palla per Andreacchio. Ma Franceschetti capisce le intenzioni del numero 2 calabrese. Interviene, ripartiamo da dietro, sempre con Folino che scarica su Macri, a sua volta su Alessi. Alessi azione personale, poi ci ripensa, torna dietro da Macri. Macri salta netta l'avversaria, la palla filtrante sul secondo palo. Ottima iniziativa di Alessia Macri, intelligente il servizio sul secondo palo. Troppo in ritardo Andreacchio per andare a chiudere, quindi Trento può ripartire. Palla su Verbe che si poggia su Chistè. Chistè, la palombella su Sontacchi, ma si ostacolano tra loro le trentine, quindi buon per noi che ripartiamo con Alessi. Macri, Andreacchio, ma la palla termina, si spegne fuori, e quindi ancora Verbe che a riprendere per Trento. Non abbiamo ancora visto Trento veramente pericoloso dalla parte di Dragan, mentre adesso Folino guadagna una rimessa. La sua conclusione è stata ribattuta da Anselmo, quindi rimessa laterale in fase offensiva. Ancora Folino, buona questa idea sul secondo palo, ma ancora una volta Andreacchio non aveva seguito l'azione della compagna. Potenzialmente importante questa iniziativa. Adesso Alessi in pressione alta. Bella, siamo nei primi questi 12 minuti potremmo dire che la caparbietà è la nostra migliore qualità, mentre andiamo vicini al gol del 3-0 con Andreacchio. Direi oltre che caparbi anche di dominio, veramente un'ottima prestazione fin qui delle nostre atlete. Peccato perché abbiamo avuto 2 o 3 occasioni su ripartenza non sfruttate, ma procediamo bene, dai. D'altronde il risultato parla chiaro, 12 minuti abbondanti, 2-0 per la Calabria. Si affaccia
della metà campo offensivo Trento, ma senza incidere più di tanto. Riguadagniamo comodamente la sfera che termina tra le braccia di Vittoria Dragan, che la rimette in gioco per Alessi. Macri salta netto all'avversario, ancora Macri, l'imbucata per Folino, Folino non controlla bene, ma Trento ci restituisce la palla. Alessi, lo scarico per Macri, Andreacchio, ancora Andreacchio, sempre lei. Quantomeno evita la ripartenza trentina. E rimaniamo in pressione alta sull'avversario. Intanto è rientrata Libardoni con il numero 8 e ha guadagnato subito questa rimessa laterale. Il Trento prova ad organizzare qualche azione offensiva, ma non riesce con un filo logico. Intanto Andreacchio lo palla per Folino e non va a buon fine questa conclusione. Più volte vicino al 3-0 le nostre ragazze. Come dicevamo prima con Antonella, dominio finora della nostra rappresentativa femminile. Assolutamente. Adesso Trento che incorre anche nel controfallo di Libardoni, e quindi Andreacchio scarica per Macri, Macri l'imbucata per Folino di tacco, anche leziosa. Stiamo giocando molto bene, ci stiamo concedendo anche qualche lusso, qualche giocata di fino. Anche un piacere per il numeroso pubblico accorso qui al Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro, ricordiamolo, sede casa della Polisportiva Futura. Trento che batte questa rimessa laterale con Cherchi, poi Zambotti che allarga sulla sinistra per Libardoni, ma la sfera è lunga e questa volta il time out lo chiama Mister Zema, quindi time out Calabria a 6 minuti e 49 dal termine della prima frazione di gioco sul 2-0. Ricordiamo Calabria 2, Trento 0. Un minuto di pausa. A 6 minuti e 49 sta per riprendere il gioco. Primo tempo 2-0 Calabria su Trento. Sta per rientrare Capitan Bianco al posto di una buonissima Sofia Andreacchio, quindi esce sostituzione targata Bianco. Palla per Macri. Macri apre sulla sinistra per Dominici, Dominici entra, porta la palla dentro il campo per Capitan Bianco che riallarga per Folino, Folino alza la testa, lo scarica dietro per Macri, Macri di prima per Dominici che non controlla, e Zambotti sbaglia il passaggio, Dominici, il servizio ancora per Folino, Zambotti chiude e siamo sempre lì in fase offensiva. Guadagniamo l'ennesimo calcio d'angolo di questo primo tempo. Anzi è rimessa laterale con Alessia Macri, la palla dietro per Folino e Zambotti davanti a Franceschetti fa buona guardia e ci spostiamo sul versante destro per battere questa rimessa laterale con Capitan Bianco. Palla per Alessia Macri, la botta da fuori di Alessia, ancora calcio d'angolo e torniamo sulla sinistra. Intelligente questo
fase di gioco con le nostre ragazze che stanno cercando di far muovere l'avversario per aprire le maglie. Adesso era Folino a cercare la zampata, ma Trento riparte e poi Dominici ci mette una pezza, appoggia per Bianco e ripartiamo velocemente con Alessia Macri. Macri la para per Folino e Franceschetti fa buona guardia, concedendoci il nuovo calcio d'angolo con mister Zema che chiama lo schema. Mister Zema assistito in panchina dal suo vice Michele Marullo, che poi è anche il trade union tra la vecchia gestione di Gianluigi Mardente e la nuova appunto di Leonardo Zema. Palla per Folino, Folino il calcio contratto, poi Franceschetti regala la palla nuovamente a Folino che tira, ma Trento fa buona guardia e per respirare lancia la palla, ma siamo sempre lì, facciamo ottima guardia e con Macri e Dominici impostiamo il gioco. Adesso Dominici, palla per Macri, Macri per Bianco, Bianco per Macri, Macri per Folino, poi riparte Cherchi, ma la coppia arbitrale fischia e quindi è fallo, calcio di punizione per noi. Qualche centimetro poco più avanti del cerchio di centrocampo. Vediamo se Macri servirà una compagna, giocherà alla sfera oppure tenterà la conclusione in porta. Sicuramente tra le migliori in questo primo tempo Alessia Macri, non è ancora riuscita ad andare a segno, però assolutamente positiva la sua prova. Ancora Alessia Macri, la palla sulla sinistra per Bianco, Bianco la conclusione, Trento di testa con Cherchi, ma poi ancora Macri alleggerisce per Dragan, Dragan per Dominici e siamo già nella metà campo offensiva, ma Dominici torna dietro per Bianco, Bianco lo scavetto ad eludere Forkel e la palla termina fuori con la stessa numero 5 di Trento a riprendere le operazioni di gioco, ma controfallo, nuovo controfallo. 4 minuti e 25 da giocare sul 2-0 per la Calabria. Dominici, Dominici per Macri, Macri per Bianco, Bianco entra dentro il campo, il servizio per Folino che non controlla bene. Forse dopo una spinta iniziale Antonella adesso stiamo un pochettino respirando, stiamo gestendo la palla, però non stiamo riuscendo a... Sì, forse molto positive. Eh sì, vero, proprio così. Una prima frazione molto positiva per le ragazze di mister Zema, attente, concentrate, dinamiche, sempre propositive, con Alessia Macri sicuramente a fare la differenza, ancora lei a dettare i tempi di gioco, il servizio per Folino, la palla filtrante, questa volta Trento, la difesa di Trento è attenta, ma siamo lì. Bianco, la botta da fuori di Bianco che scalda le mani di Franceschetti, la bomba da fuori di Capitan Bianco, una delle migliori lo scorso anno. D'altronde questa selezione è arrivata in finale nella scorsa edizione con Dragan, Talarico, Andreacchio, Folino e Bianco, le 5 reduci. E ancora Lucia Bianco, la botta molto simile alla conclusione precedente, questa volta si spegne alta e Franceschetti può riprendere comodamente il gioco. Zambotti, il servizio ancora per lei da parte di Forkel, poi recuperiamo subito la sfera. Bianco si complica forse un po' la vita, Forkel la pressa, poi la palla per Ertlein, Ertlein a contrasto con Bianco, riesce ad eludere l'intervento del nostro capitano sulla fascia laterale e poi bravissima Dominici, anche se la rimessa viene assegnata a Trento, che non gestisce benissimo il pallone.
e possiamo ripartire con Folino. Folino perde la sfera, però non demorde e non fa ripartire l'offensiva di Trento. Ertlein aveva cercato di saltarla, non c'è riuscita. La stessa numero 6 di Trento dialoga con Zambotti. Zambotti perde il contrasto con Alessia Macri, che non riesce a sfondare, quindi intelligentemente decide di ripartire da Lucia Bianco. Bianco per Macri. Macri tenta la parallela, viene fermata da Insinna, che è rientrata sul terreno di gioco. Ancora Macri per Bianco. Bianco in banda per Dominici. Dominici la suolata, stop e suolata all'indietro verso la compagna Macri. Macri per Bianco. Bianco ancora per Alessia Macri. Si spegne nel nulla il passaggio, però sicuramente tanto possesso palla, Antonella, per le nostre ragazze. Veramente pochissime sbavature in questo primo tempo, quasi perfette. Sì, anche veramente ottimi movimenti, un giro palla molto fluido. Siamo un po' stanchi, ma ce la facciamo, dai, forza. Lucia Bianco all'impostazione, allunga per Dominici. Dominici il servizio per Alessi, che non riesce, e Zambotti può far ripartire le sue compagne Insinna, e Alessi spezza il gioco di Trento. 1 minuto e 28 alla sirena, al riposo. Ricordiamo il vantaggio per la Calabria di 2-0, i gol di Folino 17 e 28 e di Dominici al 16° e 11 secondi. Alessia Macri alla ripresa delle operazioni, scambia ancora con Bianco. Bianco per Alessi. Alessi, la botta da fuori di Alessi, arriva docile tra le mani di Franceschetti. Poi di controbalzo una soluzione per evitare di incorrere nella sanzione dei secondi. Dragan comodamente mette la sfera a terra per Macri. Macri osserva la disposizione delle compagne e serve Alessi. Alessi di nuovo per Macri. Macri per Dominici. Dominici indietro per Alessia Macri. Macri per Alessi. Gira la palla nel campo, le nostre ragazze bravissime ad aprire le maglie delle avversarie. Adesso Macri, profonda per Alessi, di punta al limite dell'area, viene fermata da Zambotti, che riparte. Insinna non riesce a raggiungere la sfera per l'ottimo intervento di Macri, che mette la sfera in fallo laterale. Verbeke per Insinna, anche lei appena rientrata con il numero 10, Nina Selin Verbeke. Macri per Dominici, salta facile l'avversario, Dominici, la palla dentro per Bianco, sul secondo palo Lucia Bianco. Grandissima occasione, a 7 secondi dalla sirena per andare sul 3-0 con Lucia Bianco, ed è stata molto attenta Franceschetti ad intervenire con il piede destro. Adesso sbagliamo lo schema da calcio d'angolo, le nostre avversarie ripartono, ma Macri, intelligentissima insieme a Bianco, spezzano subito questa ripartenza, questo contropiede potenzialmente pericoloso di Trento. Poi è Ertlein e suona la sirena, e quindi termina la prima frazione di gioco. 2-0 per noi, Antonella. C'è poco da dire, le nostre ragazze forse meglio di così non potevano fare. Per adesso tutto tranquillo, abbiamo iniziato benissimo questa competizione. Speriamo di poter continuare così il secondo tempo. Allora noi andiamo a riposo, 2-0 per la Calabria sul Trento. Ci risentiamo tra 10 minuti per la seconda frazione della selezione femminile opposta al Comitato Provinciale Autonomo di Trento.
Falcone Davide. Falcone, cronometrista. Crono Salvatore Giuseppe Davella. Tutte e tre sezione di Reggio Calabria. Salvatore Giuseppe Davella. Davella? Tavella Volatti di Torino. Giuseppe, quindi Tavella di cognome. Tavella di cognome, sì. Tavella. Mazzara, Falcone Tavella. Sì, sì, Mazzara, non Mazzana, Mazzara. Mazzara con la R di Roma, Sì, Mazzara. Grazie. Massi, tieni, qua. Sta facendo un bordello. Chi? Perché non è abituato a... Però sto zubbino mi fa venire freddo proprio. Massimo, hai 60 anni. Lui è Massimo, io sono Danilo, io 50. 60 andavo. Io 50. È una battuta, è una Va bene questo qua. Grande capitano, visto che Io ho ripreso a allenarmi
col cavo qua, cioè dove arriva il cavo? Perché ci sono voce alta, vicino al microfono, devi alzare la voce. Vabbè, le chiedo scusa, ma perché è la prima volta? Ma io te lo dico per te, perché forse senti. Ok, ok. Perché dove arriva il cavo del microfono? Ti metti così o di qua, ok? Ma l'intervista è subito dopo? Alla fine della partita. E allora trova qualcuno che già te li porta proprio. Sì, Danilo li porta. Nuovamente in diretta dalla Palattina di Motta San Giovanni Lazzaro, seconda frazione di Calabria Trento. Nel femminile 2-0 il risultato per la Calabria, le reti di Folino e Dominici nella prima frazione di gioco. Squadre in campo Calabria con Dragan in porta, Bianco, Folino, Macri e Dominici. E siamo subito in fase offensiva con Katia Folino che guadagna la rimessa laterale. Scarica dietro per Bianco, Bianco per Macri, imbucata non va a buon fine, recupera palla Trento con Sontacchi. La palla però si spegne in fallo laterale ed è sempre la solita Alessia Macri che credo a memoria non sia mai uscita dal terreno di gioco. Antonella ha giocato finora tutti i 20 effettivi della prima frazione più questi primi 20 secondi. Cosa deve fare? Cosa devono fare le nostre ragazze in questa seconda frazione per non soffrire e soprattutto per non rischiare nulla? Guarda Massimo, sicuramente rimanere compatte come sono rimaste fino adesso. Poi ovviamente dobbiamo cercare di aumentare il vantaggio perché nelle nostre corde abbiamo molte potenzialità. Speriamo bene, dai. E allora ci sono tutte le premesse per fare bene sia in questa gara sia in tutta la manifestazione da parte di queste ragazze che, ricordiamo, lo scorso anno 5 di loro già presenti, sconfitte in semifinale dal Veneto per 2-1, bellissima figura da parte delle ragazze allora guidate da Gianluigi Mardente. Se c'è una differenza tattica rispetto allo scorso anno è che ovviamente essendoci Macri in rosa che l'anno scorso giocava nel nazionale, adesso è lei ad impostare, mentre Lucia Bianco si è spostata in banda, quindi gioca da laterale, Alessia Macri da centrale. Il servizio preciso di Macri per Dominici, la palla per Folino, intelligente la giocata di Macri per Dominici, a sua volta per Folino. Non arriva il nostro numero 10 alla conclusione, a chiudere sul secondo palo. La palla si spegne sul fondo e poi Trento può ripartire, ma siamo ancora una volta caparbi con Lucia Bianco, forze, ed infatti arriva il fischio della coppia arbitrale Mazzara-Falcone. C'era sembrato chiaro il tentativo di ostacolare Lucia Bianco in progressione offensiva. Il nostro stesso capitano mette la palla a terra. 18:23 da giocare nel secondo tempo, 2-0 per la Calabria. Vediamo quali sono le intenzioni di Bianco. Parte per calciare Bianco e per poco dalla distanza non trova il bersaglio grosso Lucia Bianco. Ancora una volta ci mette la punta delle dita Franceschetti a dire di no al nostro capitano. Lo stesso Bianco a rimetterla dal calcio d'angolo, palla dietro per Macri. Il suo calcio termina alto,
abbastanza lontano dalla porta difesa da Franceschetti. Poi sbaglia Trento in impostazione e Foligno riguadagna la palla, la allarga per Dominici, Dominici la scarica per Alessia Macri, Macri per Bianco, Bianco per Dominici, Dominici difende la palla molto bene nei confronti di Anselmo e anche di Sontacchi, e l'appoggio dietro per Macri che a sua volta allarga per Bianco, triangolo Bianco Dominici, ottimo Bianco, la puntata di Bianco e Zambotti ci mette una coscia. Molto fluido il gioco delle nostre ragazze, belle triangolazioni propositive, belle anche da vedere. Bianco la palla dentro, ma l'arbitro dice che doveva aspettare il suo fischio, quindi si riparte sempre con Bianco, fallo laterale, schema, palla dietro per Macri, Macri per Dominici, Dominici solo alla palla, grande controllo di Ludovica Dominici che difende la palla, guadagna ancora una rimessa laterale. Le nostre ragazze stanno giocando una partita sontuosa, sempre prime anche sulle seconde palle, pochissimi gli appoggi sbagliati. Adesso uno schema chiamato da Macri per Bianco, il calcio dentro nel cuore dell'area, ma Trento riparte. Adesso Verbe che la palla per Anselmo che spreca una ghiottissima occasione, c'eravamo forse qui fatte trovare impreparate, ma non è stata brava Anselmo a chiudere, non è riuscita nemmeno a centrare lo specchio della porta per nostra fortuna, e quindi siamo nuovamente in possesso di palla con Macri per Bianco, il nostro leitmotiv in questi primi minuti. Adesso Foligno per Bianco, ancora Bianco, Bianco! Franceschetti che rimane anche dolorante dopo questo intervento. Sicuramente Bianco e Macri stanno facendo la differenza, ma un po' tutte le ragazze stanno giocando molto bene. Macri la botta da fuori, la deviazione si è vista chiaramente di Sontacchi, il numero 9 di Trento, quindi dovrebbe essere ancora calcio d'angolo per la Calabria. Lucia Bianco già in zona angolo per far ripartire l'azione. Dominici, palla veloce per Dominici e Zambotti chiude, ancora calcio d'angolo, sempre Lucia Bianco, palla dietro questa volta per Alessia Macri, Macri per Dominici, Dominici spalla alla porta, scarica dietro ancora per Bianco, per Macri, Macri la rimette dentro per Foligno, si gira il nostro numero 10 che con i crampi, poi riparte un po' severo di gara Antonella, un'azione potenzialmente pericolosa di Trento, ma mi è sembrato un po' eccessivo il cartellino, però forse ci poteva stare per è stata molto scomposta. Sì, per la vicinanza, sicuramente per la vicinanza alla porta, peccato perché è il primo, forse un fallo un po' più duro in tutta la partita, poteva lasciar correre, però vediamo, dai. E adesso c'è questo calcio di punizione interessante per Trento, che forse per la prima volta nel corso della gara ha l'opportunità di far paura a Vittoria Dragan. Sulla palla ci sono Forkel e Zambotti, vediamo chi delle due andrà alla conclusione. Forkel tocca per Zambotti che tocca per Forkel, sbagliato il suo appoggio ma guadagna di nuovo la sfera, il calcio di Forkel. Tutto direttamente a battere questo calcio di punizione. Dragan, ma senza riuscirci, troppo distante dalla porta per impensierire il nostro numero 1. Adesso è Macri, Bianco, compagno di club e di rappresentativa in questo caso, non riesce a trovare il varco giusto Dominici e quindi Trento riparte, ma Verbe che non è tecnicamente preparata per ricevere nel migliore dei modi questa palla, non la controlla bene e quindi fortunatamente possiamo ripartire con Alessia Macri che sbaglia l'imbucata e Trento riparte. Poi Bianco, bravissima Lucia, molto intelligente il nostro capitano, e poi Alessia anche ci mette una pezza.
non succede nulla, anzi Forkel forse disturba Macri, che si ferma, colpita duro, forse al costato, no, in bocca, vediamo forse il labbro, una manata sul labbro per Alessia Macri, che chiede tempo per riprendersi, però nulla di grave per il nostro numero 11, che rimette lei stessa la palla per Bianco, Bianco per Alessi, non arriva Dominici su questo pallone e il Trento può cercare di riorganizzarsi. Non ci ha mai fatto veramente paura finora la selezione di Trento, mentre guadagniamo una palla nel cuore dell'area di rigore e Alessi non riesce a concludere per l'opposizione di Bardoni. Macri alla conclusione, ancora Macri, possesso della palla, e Zambotti, questa volta è Zambotti ad anteporre il suo corpo tra la palla e la porta. Calcio d'angolo per la Calabria, anzi rimessa laterale. C'è Denise Alessi sulla palla. 15 minuti e 10 da giocare in questa seconda frazione. Risultato fermo sul 2-0. In questo momento riparte la selezione trentina, ma Forkel non riesce a chiudere. Poi troppo lungo il servizio di Vittoria Dragan per Alessi. Ancora dialogano Forkel e Zambotti, ma recuperiamo palla con Macri, Macri per Alessi. Ancora ottimo il triangolo tra le due compagne di squadra. E in questo caso dovrebbe essere stato mister Zema, perché il fallo laterale dovrebbe essere a favore della Calabria, a chiamare time out. Forse per far respirare le ragazze, forse per riorganizzare un attimo le idee. Antonella, cosa possiamo dire di questi quasi 5 minuti della ripresa? Ma diciamo che abbiamo rischiato in un'occasione, peccato per questo cartellino giallo che comunque poteva essere evitato, ma vedo le ragazze abbastanza concentrate, dai, dobbiamo cercare di aumentare il nostro vantaggio, fare il nostro gioco e continuare a muoverci così, perché stanno andando veramente bene. Sì, beh, l'abbiamo detto già al termine della prima frazione di gioco, stanno giocando veramente bene, le ragazze sono molto concentrate, non hanno sbagliato quasi nulla, peccato veramente per questo cartellino giallo, perché come sappiamo praticamente Lucia Bianco, il nostro capitano, è già in diffida, quindi deve stare attenta, perché è una pedina importante per questa squadra, lo ha dimostrato nell'edizione del 2023, a maggior ragione quest'anno, dove la selezione femminile potrebbe veramente arrivare fino in fondo in questo percorso, sconfitta l'anno scorso in semifinale dal Veneto, ricordiamo. Mentre intanto abbiamo visto che Alessia Macri credo rimanga fuori, forse una noia muscolare. Stiamo vedendo la nostra fisioterapista Martina Procopio che la sta trattando. Infatti c'è il cambio, non ce la fa per adesso Alessia Macri, nulla di grave penso. Dovrebbe essere entrata Folino con il numero 10. Si siede in panchina Alessia Macri, il meritato riposo, perché credo che sia il primo cambio per Macri in questa sfida. E adesso giochiamo con Dragan come portiere di movimento addirittura per un istante. La palla per Dominici, Dominici dentro per Folino e non c'entra la porta per pochissimo. Ancora una volta vicine al gol del 3-0 le ragazze. Adesso è Lucia Bianco che guadagna la sfera, la palla non arriva ad Alessi, però lei stessa, il numero 4, batte la rimessa. Ci proponiamo ancora con Dragan che gioca con Bianco, non bisogna rischiare nulla. Alessi per Bianco, Bianco sbaglia questo appoggio, ma il Trentino non ne approfitta. Onestamente Antonella, mi verrebbe da dire che c'è una chiara differenza tecnica tra le due squadre, non ci sembra almeno evidente in questi primi 26 minuti effettivi, però come sappiamo la partita è ancora lunga, il risultato non è messo in cassaforte perché sono solo 2 le reti di vantaggio. In questo sport in pochissimi secondi può succedere di tutto, quindi dobbiamo stare concentrati. Adesso un pressing forse abbastanza vigoroso di Libardoni su Dominici, gli arbitri lasciano correre, comunque guadagniamo una rimessa laterale in fase offensiva.
Bianco per Alessi, ancora per Bianco, palla che arriva a Dominici, la puntata di Dominici, poi Folino, e questa volta grande parata di Franceschetti in uscita bassa, grande intervento del numero 1 di Trento su Katia Folino. A 13:28 dalla conclusione, ancora una volta sfioriamo il tris. Katia Folino sulla sfera, Folino, Dominici non arriva per nulla, un nulla, non si avvedono del tocco però i due arbitri, forse c'era la deviazione, ma Franceschetti la rimette in gioco. Libardoni sbaglia il palleggio, poi Forkel perde la sfera, Dominici la guadagna e si resta in zona offensiva ancora con una rimessa, e quando è in campo è Denise Alessi che si prende l'incarico di battere i piazzati. Scarico dietro per Bianco, Bianco ancora una volta conclusione dalla distanza, palla alta, Franceschetti la rimette in gioco, palla lunga per Forkel, ma facciamo buona guardia dietro sempre con Bianco a non concedere nulla. E per la terza volta nella partita Trento sbaglia il fallo laterale, controfallo ancora una volta, e Dominici rimette la sfera in gioco con Bianco, ancora una volta il nostro estremo difensore Dragan per Alessi che non arriva all'appuntamento con il pallone. Numeroso il pubblico accorso qui al Palattina di Lazzaro, ragazze che vengono sostenute dal tifo di tutti i tifosi, mentre si ferma il gioco per un infortunio ad uno dei due arbitri. Vediamo che succede. Vediamo che succede, credo che dovranno cambiare, quindi dovranno invertire il secondo arbitro e il crono. Probabilmente. Quindi il signor Falcone dovrebbe essere sostituito dal signor Tavella, entrambi della sezione di Reggio Calabria. Sembra chiaro l'infortunio muscolare. E quindi ne approfittiamo con Antonella per parlare un po' di queste ragazze, di questa gara che stanno affrontando. Direi finora, come abbiamo detto ormai più volte, bene. Forse dobbiamo essere un po' più cinici, chiudere questa sfida, anche perché nel computo poi del quadrangolare anche la differenza reti può fare, scusa il gioco di parole, proprio la differenza. Sì, è molto importante Massimo, dobbiamo cercare di concretizzare un po' di più, peccato perché abbiamo avuto qualche occasione, magari chiusura sul secondo palo, dobbiamo cercare di essere un po' più concrete, ma noto che le ragazze sono abbastanza concentrate, il tifo aiuta tantissimo, continuiamo così. Mentre quindi ufficializziamo il cambio sul secondo arbitro, Tavella ha preso il posto di Falcone, credo infortunio muscolare al flessore della gamba destra per il direttore di gara. Si toccava il flessore, almeno questa ci è sembrata qui dagli spalti. Intanto sono riprese le operazioni di gioco, ma Trento non riesce a impensierire fortunatamente la nostra retroguardia. E ripartiamo con Dominici, Alessi apre il gioco per Bianco nuovamente per Dominici, scambio orizzontale tra il numero 5 e il numero 3, ancora Dominici per Bianco, intercettata la sfera da Forkel, ma restiamo in possesso di palla. Adesso è Dragan che si propone in fase offensiva, palla in banda per Folino la gestisce, la apre benissimo per Dominici che incespica sul pallone, uno dei pochissimi errori della gara di Ludovica Dominici, re dei bomber in coppa con 10 reti nel campionato regionale femminile.
e poi le 11 in campionato più i 3 decisivi nello spareggio per la Serie B. Ha regalato la promozione alla Palmese con le sue 3 reti nella finale di Catanzaro contro il Casali del Manco, spareggio vinto per 6-1 dalla Palmese, che aveva già battuto il Casali del Manco stesso nella finale di Coppa Italia a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio per 4-2 a gennaio. Adesso benissimo, Folino per Bianco, Bianco ancora, Franceschetti a mano aperta e poi Franceschetti forse in modo falloso, ci poteva stare l'intervento che c'è adesso su Folino. Il signor Tavella, che ha sostituito da poco Falcone, non si è avvisto del possibile intervento da Tergo dell'estremo difensore trentino. Ci poteva stare il fallo. Antonella, secondo te ci poteva stare? Sì, ci poteva stare, ma sento che il gol è nell'aria, soprattutto per il nostro capitano, veramente se lo merita, insieme a Macri, prestazione veramente di livello. Eh sì, è proprio così, come hai detto tu, Bianco e Macri sicuramente prestazione di alto livello per le due ragazze che stanno impostando il gioco e anche concludendo lo stesso. Adesso è Lucia Bianco sulla sfera, probabilmente andrà dritta per la porta, la botta di Lucia Bianco, palo, ancora palo di Lucia Bianco, e le ragazze non sono nemmeno fortunatissime, perché dopo il palo di Dominici nel primo tempo, adesso anche quello di Lucia Bianco, più qualche intervento importante di Franceschetti, stiamo creando tantissimo e il gol del 3-0 le ragazze lo meriterebbero sicuramente. 11 minuti esatti alla Sirena al termine di questa prima gara, nella gara della prima giornata. Ripartiamo da dietro con Alessi per Bianco. Bianco forse si complica un po' la vita, si complica un po' le cose, concede a Trento la rimessa laterale. Verbeke adesso, la palla dietro per Chistè nuovamente per Verbeke, e poi Folino che non riesce a farsi la sfera, che termina tra le braccia di Franceschetti, che fa subito ripartire il gioco, ma Trento non è veramente pericoloso. Infatti riguadagniamo la sfera con Dominici, poi Alessi cerca di calciare dalla distanza, ma Sontacchi interviene per questo campanile che finisce toccando il tetto del Palatina di Lazzaro, e quindi si riprenderà con un fallo laterale più o meno pochi metri avanti il cerchio di centrocampo per la Calabria. Dominici dietro per Bianco per Folino cerca di trovare Dominici, non ci riesce, riparte Verbeke per Sontacchi, ma la sfera è nuovamente lunga. Mentre rientra in questo momento Alessia Macri al posto di Katia Folino, e va a riprendere subito la palla in mano per rimettere in gioco il pallone. Gioca vicino con Dragan ancora per Macri serve Dominici, che tiene la palla sotto la suola. Bel gioco di suola di Ludovica Dominici, ancora per Macri, ancora Dominici, salta netto un avversario, salta il secondo, scarica dietro per Macri, la palombella per Dominici mette la sfera a terra e fortunatamente la recupera per Macri, che apre il gioco per Bianco difende la sfera, la scarica dietro per Macri per Bianco per Dominici, e ripartiamo da dietro con Macri. Grande possesso palla delle nostre ragazze. Adesso è Alessi che viene servita tra le linee, la botta di Bianco, e ancora una volta sicuramente Antonella Franceschetti migliore in campo del Trento, perché 4-5 occasioni è stata veramente decisiva. Sì, se sono ancora in vita devono tanto al loro portiere, perché sta facendo veramente interventi determinanti. Ci hanno provato a più riprese Macri, Bianco soprattutto e Dominici, ma Franceschetti ha detto di no, quindi si resta sul 2-0 a 9-11 dalla Sirena. Adesso la palla per Alessi, non c'era forza in questa conclusione, spalle alla porta, molto difficile, e Trento riparte con Sontacchi che non riesce a controllare bene la sfera, che si perde sul fondo, forse sul laterale, infatti è così. Bianco
trova Dragan, gioca vicino con Dragan, poi riprende la sfera tra i piedi e scarica su Alessia Macri. Alessia Macri pressiata da Verbe, che trova comunque il pertugio per servire Dominici. Dominici difende bene questa palla, poi la allunga dietro per Bianco, che apre sulla sinistra per Macri. Macri prova ad entrare dentro il campo, apre dall'altra parte per Dominici, anche lei entra dentro il campo, dai e vai, parallela di Macri per Dominici e non va perché si frappone Verbe che la palla lunga e Trento può riprendere, anche se spreca malamente questa palla in fase di impostazione. Siamo sempre in possesso di palla con Bianco per Macri, per Dominici. Dominici per Bianco, ancora Macri, Dominici, Bianco, monologo della Calabria e la sfera lunga sulla banda destra non riesce a trovare pronta Ludovica Dominici. E Trento adesso con la palla per Cherchi che la difende, la allunga per Forkel, Forkel per Verbe, ma Alessi capisce tutto, serve Dominici che va a contrasto con Forkel, ma è il numero 5 che riesce a avvicinarsi pericolosamente all'area di rigore. Poi Macri e Bianco chiudono e Trento si affaccia in zona offensiva con Verbe che per Chistè, ancora per il numero 10 per Forkel. Macri, una sanguisuga Alessia Macri, non fa respirare l'avversaria. Bravissima sia in fase offensiva che in fase difensiva. Adesso un tiro di alleggerimento, se così possiamo definirlo, di Trento, che non preoccupa assolutamente Dragan, con Bianco che trova Dominici tra le linee. Il nostro numero 3 difende benissimo la palla e la affida a Alessi. Alessi per Bianco, Bianco per Dominici, di prima intenzione per Alessi, recupera la sfera Cherchi, Cherchi per Chistè. Trento prova a restare in partita ma non riesce a costruire una vera e propria azione di gioco. Mentre esce Bianco e in questo momento è Talarico ad entrare sul terreno di gioco al posto di Lucia Bianco, va a rifiatare il nostro capitano. Mentre l'arbitro Mazzara richiama Mister Zema. Fallo laterale per Trento e la palla è chiaramente in movimento e quindi ennesimo controfallo fischiato dalla corpo arbitrale alla selezione di Trento. La stessa non entrata Talarico per Macri, Macri per Dragan, Dragan per Dominici. Dominici difende la palla, la appoggia dietro per Alessia Macri. Macri filtrante per Alessi che non la trova preparata all'appuntamento con il servizio. Poi ancora Macri gioca con Talarico, Talarico per Macri che allunga la sfera per Folino. La palla si spegne sul fondo. Trento può ripartire con Forkel, ancora il numero 5 trentino. Si accentra Forkel, serve in profondità Cherchi, ma è Macri ancora una volta a capire tutto. Poi Talarico, Talarico la piccola del gruppo, fa ripartire l'azione. Alessi salta un'avversaria, appoggia dietro per Macri, Macri per la stessa Talarico, Talarico per Macri. Teniamo bene la palla, aiutate anche dagli applausi del pubblico del Palattinà. E poi Alessia Macri per Folino, Folino scarica per Alessi che caparbiamente va a riguadagnare la palla e poi brutto fallo, cartellino giallo per Cherchi, quindi si pareggia il conto delle ammonizioni. Lucia Bianco per la Calabria nel primo tempo e il numero 3 Cherchi per Trento nella ripresa. Questa volta è Folino che si incarica della battuta, vedremo se cercherà di concludere direttamente verso la porta o servirà
qualche compagno, vediamo proprio sul calcio d'angolo Talarico, invece va per la porta Folino, ma sbaglia completamente la conclusione. Riparte Trento, ma facciamo sempre buona guardia. Macri che alleggerisce dietro per Dragan, Dragan per Talarico, Talarico per Folino, ma la palla è lunga. Questa volta nessuna preoccupazione per Franceschetti, capitano di Trento, che obiettivamente ha tolto le castagne dal fuoco in parecchie occasioni alle sue compagne con un paio di interventi veramente decisivi. Trento con Anselmo che riprende le operazioni per Chistè, Chistè per Forkel, Zambotti che non riesce a riservire Forkel. 5 minuti al termine, 2-0 per la Calabria nei confronti di Trento, con Vittoria Dragan che scodella questa palla per Macri. Macri la fa passare intelligentemente per Bianco, l'arbitro non fischia l'ostruzione su Folino, era ovviamente Katia Folino e non Bianco, e riparte Zambotti, poi il numero 4 Chistè. Non riesce a concludere, ma nemmeno a servire la compagna. E quindi restiamo in zona offensiva con una rimessa laterale. Alessi con la palla tra le mani, pronto a riprendere l'operazione di gioco. Palla dietro per Macri, Macri la protegge e la affida a Dragan. Dragan di prima per Talarico, Talarico per Folino, Folino cerca l'imbucata per la stessa Talarico, la palla non filtra, riparte Folkel e poi Alessi bravissima ad evitare che la sfera arrivi tra i piedi di Zambotti, che riprende subito le operazioni di gioco, anche se trova prontissima Alessia Macri. E c'è un time out e noi ne approfittiamo per una breve pausa. E 9 secondi al termine. Viene fermata da Zambotti, Zambotti la conclusione che non viene trattenuta da Dragan, sfera che non viene trattenuta da Dragan. La coppia arbitrale concede il calcio d'angolo per Trento, ma sulla conseguente ripresa delle operazioni di Zambotti Folino interviene e spingiamo indietro Trento. Adesso Anselmo con la palla tra i piedi, stiamo pressando, Dominici in pressing, palla per Zambotti, Zambotti non trova la compagna e guadagniamo immediatamente di nuovo il possesso del pallone. Dominici per Macri, Macri per Dominici che allarga per Bianco, ancora Dominici, Dominici salta un avversario, poi Forkel la stoppa. Restiamo in... probabilmente, anzi l'ultimo tocco, sì, l'ultimo tocco evidentemente di Forkel, quindi rimessa laterale per la Calabria con Capitan Bianco
che serve nel cuore dell'area Dominici. Dominici ancora fuori per Bianco. Bianco pensa alla conclusione, la effettua. Conclusione che trova la respinta della difesa di Trento. E ci spostiamo. Nemmeno poi tanto difficile come intervento, palla che non è arrivata, non era molto angolata, però restiamo sempre lì a pressare. Trento anche psicologicamente, risultato di 2-0, non siamo riusciti ancora a triplicare, ma abbiamo avuto tante occasioni. Adesso lo scavetto di Capitan Bianco che si spegne tra le mani di Franceschetti, che calcia il pallone in avanti per Zambotti. Zambotti a contrasto con Bianco. Non si capiscono i due direttori di gara. Il primo arbitro aveva assegnato la rimessa per la Calabria, poi è stato il secondo arbitro Tavella a concedere il calcio d'angolo a Trento. Trento che adesso cerca di tornare in gara, anche se la conclusione di Chistè non spaventa assolutamente Dragan. Una conclusione maldestra. E Dominici può far ripartire il gioco. Bianco, palla in profondità, forse troppo lunga per Folino. Una fase di stanca Antonella della gara, anche se stiamo sempre comandando le operazioni di gioco, ma non riusciamo a segnare questo terzo gol che forse darebbe il giusto divario tra le due squadre che obiettivamente abbiamo visto finora. Ed inoltre chiuderebbe anche la partita, Massimo. Ne avremmo bisogno, però sicuramente adesso c'è molta stanchezza, ma le ragazze dovranno gestire al meglio le proprie energie. Ricordando che in panchina abbiamo anche Maria Concetta Leone, che è il capocannoniere del campionato regionale femminile con 26 reti, che ancora non ha esordito, quindi magari mister Zema potrebbe approfittare della vena realizzativa della calcettista crotonese per chiudere definitivamente i giochi in questa seconda frazione. In questo momento gioco fermo, 2:14 alla fine. Quinto fallo intanto per Trento, quindi ha già finito i bonus la selezione di Trento. Al prossimo usufruiremo di un tiro libero. Chissà che le nostre ragazze con intelligenza e scaltrezza non riescano a produrre qualche azione pericolosa, magari farsi fare fallo per andare poi dalla lunetta del tiro libero. Mentre adesso Forkel difende la palla di forza e cerca di impensierire la difesa, e poi Lucia Bianco con grande caparbietà ferma l'azione offensiva di Trento. Scorre intanto il cronometro, mentre il servizio di Chistè per Folkel e per poco non ci sorprende Trento. 1:39 da giocare, scorre il tempo. Dragan per Bianco. Bianco addomestica la palla e serve dall'altra parte Dominici. Dominici entra dentro, scarica nuovamente su Bianco. Bianco per Macri. Macri per Bianco. Di prima per Folino, ma Verbe che capisce tutto. Adesso è Forkel nuovamente per Verbe, che interviene Bianco, capisce tutto, ma Trento recupera ancora con Verbe, che il tiro, e questa volta è Vittoria Dragan a salvare la porta calabrese con una spaccata che risolve positivamente per la Calabria la situazione. Adesso Bianco riesce ad intercettare questo calcio d'angolo, palla tra i piedi di Folino che la protegge stoicamente. Ancora Folino che sta proteggendo benissimo la palla, e quindi subisce fallo Katia Folino e si va dal dischetto del tiro libero. Non si capiscono le ragazze in campo, ma è chiaramente sesto fallo. Quindi andiamo dalla lunetta del tiro libero. Probabilmente il capitano Lucia Bianco che si incarica di battere questo tiro libero. A 53 secondi dalla sirena. Lucia Bianco contro Franceschetti, un duello più volte visto e rivisto nel corso di questa partita.
il fischio dell'arbitro Lucia Bianco, e Franceschetti ancora una volta riesce a tenere la sua porta inviolata. Praticamente dopo le 2 reti subite nel primo tempo ha chiaramente abbassato la saracinesca il portiere di Trento, perché è stata molto vigile, oltretutto molto brava. Il cronometro scorre con Macri che non trova la compagna Dominici. Disperatamente Trento prova a costruire qualche azione di gioco per cercare di scardinare la difesa della Calabria. Adesso è Folino che intercetta la sfera. Chistè, palla lunga, ancora Folino di testa. Rimessa laterale battuta da Verbeke. Palla per Chistè, Chistè per Forkel. Protegge Lucia Bianco e guadagna una rimessa laterale. Sempre meno al termine della gara. 28 i secondi sul cronometro alla sirena. Macri per Folino, ma Verbeke capisce tutto e la intercetta. Il Trentino prova a ripartire, ma trova sulla sua strada una Alessia Macri perfetta in questa gara, che adesso immaginiamo giochi anche col cronometro. Riesce a guadagnare una rimessa laterale. Palla per Folino, scorre il cronometro, 7, 6, 5, Macri per Bianco e finisce così. La Calabria batte per 2-0 Trento, reti di Folino a 17-28 e Dominici a 16-11 della prima frazione di gioco. Antonella, una vittoria importante per le nostre ragazze, di buon auspicio e per il proseguo del girone. Comunque ricordiamo che passano le prime 2, però già esordire vincendo è sempre importante. Un ottimo inizio per le nostre ragazze, sicuramente anche psicologicamente. Affronteremo le prossime partite in maniera comunque diversa. Sotto l'aspetto tecnico bene, ottimo giro palla, veramente un'ottima prestazione per le ragazze. E allora noi restituiamo la linea alla regia, quindi la Calabria batte Trento nella gara della prima giornata per 2-0 nella femminile. Noi ci ritroviamo alle 17:30 per la gara della selezione Under 19 di mister Francesco Mendicino, opposto ovviamente ai parità di Trento. A tra poco.